Grandi dimore storiche europee, noi come Regione Veneto evidentemente possiamo giocare un ruolo di primo piano in questo. Abbiamo quasi 4.000 dimore storiche censite sul nostro territorio, credo che il 90% dei comuni della nostra regione abbiano sul proprio territorio proprio una dimora storica e quindi come poter rendere questa identità culturale che è così forte, che è evidentemente legata anche ad una storia, a una tradizione, a luoghi e a storie, a leggende, a volte anche a tradizioni molto importanti, come renderla effettivamente anche un fattore di sviluppo turistico sostenibile ma anche estremamente importante, ed è questo appunto il tema che oggi viene affrontato qui al Comitato delle Regioni a Bruxelles, proprio per un confronto anche con altre regioni, penso alla Catalogna ma anche ad altre regioni, il Portogallo, che indubbiamente hanno saputo nel tempo già iniziare questo percorso che per noi fa parte evidentemente di un patrimonio da sempre curato, ma che può sicuramente essere messo in rete anche con delle esperienze a confronto. E allora credo che il confronto anche con l'Unione Europea, anche con la Commissione Europea, proprio perché sia gli strumenti messi a disposizione nella precedente programmazione ma anche in questa possano essere assolutamente utilizzati e gli storici proprietari diventare imprenditori di uno straordinario patrimonio artistico e culturale che indubbiamente per noi è motivo non solo di orgoglio ma anche di economia evidentemente, perché queste dimore storiche che nel tempo noi come Regione Veneto abbiamo già anche curato e in un qualche modo accudito in una programmazione proprio in piena concertazione con i proprietari, proprio perché potessero essere aperte e potessero essere ovviamente mantenute in tutta la loro bellezza, può essere ulteriormente implementata anche nella nuova programmazione europea, con delle risorse dedicate, con delle risorse ad hoc che devono essere evidentemente concertate. Quindi noi proponiamo anche alla Commissione europea un tavolo di confronto importante, serio su questi temi. Noi siamo pronti come Regione Veneto, abbiamo assolutamente una storia di tutto rilievo e di tutto riguardo alle nostre spalle, un'esperienza, un buon dialogo con queste realtà. Riteniamo di poter dire la nostra e quindi di poterci confrontare in maniera seria e compiuta anche con il resto d'Europa.